Blackout dei pagamenti con POS e bancomat nella tarda mattinata di oggi a partire dalle 11.30 circa fino alle 13.30/14 da Mestre a Venezia fino a Marghera, Marcone e Chioggia, così come in contemporanea in altre province del Veneto e di buona parte dell'Italia. I disservizi in molti negozi, specie dei centri commerciali, fine distributori di carburante e pure i supermercati, dove molta la gente trovatasi costretta a suo malgrado a lasciare alla cassa la spesa già imbustata in quanto sprovvista del necessario contante. Da questa mattina abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri associati, sia per quanto riguarda il mondo dell'artigianato che il mondo del commercio, con delle difficoltà effettive nell'utilizzo dei sistemi di pagamento tramite POS da parte dei clienti. Questa situazione ovviamente abbiamo visto che è una situazione che riguarda il contesto nazionale. E mentre si cerca di capire cosa possa essere accaduto, se l'azione possa essere stata opera anche di qualche esperto hacker, cioè una sorta di attacco informatico, prende sempre più corpo anche l'ipotesi di una precisa macchinazione. Questo evento si è verificato proprio nel giorno in cui si è saputo che a partire da giugno ci saranno delle sanzioni per chi non accetterà l'utilizzo del POS nei propri negozi, nei propri esercizi. Noi come Confesercenti siamo d'accordo sul fatto che ci siano delle sanzioni perché la regola in questa maniera è confermata ed è precisata. Al tempo stesso riteniamo che il governo debba intervenire sulle banche affinché il costo per gli esercenti e del POS stesso, cioè della macchinetta, e il costo della percentuale che viene applicata ad ogni vendita venga ridotto al minimo, così come probabilmente secondo noi è necessario che ci sia comunque un minimo sotto il quale non debba essere obbligatorio l'utilizzo del POS. Il blocco, seppur temporaneo, ha dato davvero grossi problemi a quanti nel portafogli dispongono delle carte piuttosto che dei contanti.